davvero stimolanti di manifestazioni come Vicino Lontano c'è anche il tema stesso della manifestazione, che è il confronto. Io credo che quest'anno l'aspettativa nei confronti dei confronti di Vicino Lontano mi pare sia stata ampiamente mantenuta sin dai primi momenti, è vero? Certo, per quello va fatto un plauso Vicino Lontano, per aver saputo organizzare e preparare queste giornate di incontri e di eventi. Ma allora proprio per quello, esattamente come diceva prima Elio, avrei voluto più contenuti. Mi è sembrato in realtà che nell'incontro di cui si parla, cioè quello con Catamici, sia stata soprattutto più un'attenzione al protocollo internazionale che è una sincera volontà di dialogo. Per questo ne sono uscito rattristato e deluso, perché credo che ci sia necessità di dialogo. Siamo in una società dove accendiamo ancora ieri l'ultimo allarme terroristico, Sì. poi non concretizzato per fortuna, però siamo in una società dove c'è bisogno di pace, di dialogo, ma concreto, non del dialogo che parla del dialogo, perché l'appello che ho sentito da Catamia oggi avrebbe potuto essere fatto da qualunque leader religioso o anche politico per un Presidente della Repubblica. Se poi non il dialogo serve a entrare nello specifico, cioè a fare domande concrete e in maniera dialogica, appunto, domanda e risposta, e non elusione e non show. Catamia ha fatto un discorso, secondo me, molto buono per un qualunque cenacolo europeo, un discorso da portare in Europa. Credo però che entrasse in contraddizione e allora lì deve esserci chi organizza l'incontro, a fare le domande, non quelle cattive, le domande che non ci sono state. Ha fatto un inno, per esempio, è andato contro la questione della ricerca tecnologica, della società moderna che non ha più È andato valori, contro. è andato Ah, contro, ecco, vedi. però non ha detto come mai l'Iran si affanna in questa maniera nella ricerca tecnologica per il nucleare. Quindi ha fatto un inno al fatto che durante il suo settennato gli studenti siano aumentati da 70.000 a 2 milioni e passa. Le donne dal Su- 3% degli iscritti al 12, quanto era? 12, 13, Sì, 17? Incrementate le del donne, governo. ma non ha detto che l'Iran è lo Stato che impedisce l'uso di internet libero e indiscriminato. Quindi punti ce ne sarebbero stati. Io poi, lo sapete, mi ero presentato con una domanda in particolare, visto che la Repubblica Islamica d'Iran applica la Sharia al pari di altri stati del mondo, purtroppo, e che arriva a pensare appunto addirittura a comminare la pena di morte per le persone omosessuali. E avrei voluto chiedergli che cosa ne pensava, se riteneva giusta l'applicazione della Sharia in uno Stato, quindi nel suo Iran lui dovesse tornare a fare il presidente come mi sembra sia nei suoi obiettivi, ebbene se dovesse abolire la pena di morte per gli omosessuali. Questa domanda che avevo fatto avere il giorno prima agli organizzatori di Vicino Lontano e di nuovo mi ero presentato nella chiesa di San Francesco con la stessa domanda, riannunciandola agli organizzatori dall'inizio della manifestazione, ebbene, durante il dibattito, alla fine il microfono è passato una, due, tre volte davanti e non si è mai fermato davanti a me. Quindi, alla fine, non c'è stata la possibilità di entrare in un sincero dialogo. Certo, noi ci sentiamo di escludere che tu sia stato censurato, naturalmente l'organizzazione di eventi così complessi richiede sempre sacrifici. Tuttavia capisco quello che mi intendi dire. Accetta anche tu una provocazione. Cosa avrebbe risposto, secondo te, se tu gli avessi potuto davvero somministrare la patatina? Penso che o non mi avrebbe risposto, dicendo che è un tema che ci avrebbe, come fanno tante volte i politici, è un tema che ci porterebbe altrove, ci porterebbe lontano, il tema dell'incontro non è questo. Credo che questa sarebbe stata la risposta da politico, altrimenti avrebbe dovuto, ed era lì che volevo arrivare, smascherare questa contraddizione fra lo Stato teocratico, così come lo vedono loro, e invece uno Stato di diritto che è quello che esigiamo in Europa. Per favore, mi spieghi cos'è uno Stato teocratico o un vuoto di memoria? Lo Stato teocratico è quello che oggi, proprio 12 maggio 2007, forse qualcuno a Piazza San Giovanni in Laterano vorrebbe applicare nella nostra Italia, cioè le leggi, quelli che sono le morali, i precetti religiosi che diventino validi anche per chi non segue quella religione. È molto semplice il discorso, però ecco che quando le religioni diventano maggioranze è facile che tendano a schiacciare
le persone, chi vive le minoranze religiose. Questo purtroppo è successo storicamente, questo è quello che succede sicuramente, è successo nell'Afghanistan talibano, succede nell'Iran khomeinista e purtroppo l'Italia è uno degli ultimi caposaldi della Chiesa Cattolica e qualcuno la vorrebbe affermare anche in Italia. Io temo di dover reprimere questo moto che mi nasce nel sentire la tua affermazione, in quanto ti voglio bene. Affettuosamente ti stimo, però mi sento di, quantomeno di chiederti un approfondimento. Sei sicuro di voler comparare la teocrazia iraniana con la teocrazia cattolica, o meglio, sei sicuro che sia giusto e proporzionato? Non è proporzionato solo per la relativa debolezza del papato in Italia, ma sono sicuro che se fossimo indietro di 100-150 anni, del resto ce lo ricordiamo, la città del Vaticano, lo Stato del Vaticano prevedeva la pena di morte nel suo diritto penale, quindi credo che se la storia non fosse andata in modo diverso, proprio grazie a quell'illuminismo che oggi è stato attaccato da Khatami e anche da Ratzinger quotidianamente, non ci sarebbe stata l'affermazione dei diritti civili, che oggi non ci sarebbe l'assolutismo religioso, mentre invece il tanto attaccato e vituperato relativismo permette appunto la convivenza pacifica. Ecco, io a questo punto devo invitarti ad approfondire in separata sede questo argomento perché, Ci porterebbe perché lontano. mi hai teso un'imboscata e io sono sensibile alle imboscate. Mi fa anche piacere che tu abbia ricordato un altro sottofondo di questa giornata, giornata in cui non si celebrava solo la visita di Khatami a Udine, almeno sul piano italiano, ma anche altri temi. Peraltro anche a Udine, no, ha manifestato qualcuno, ha manifestato qualcuno, è vero, per i temi del Ho family. sentito questa mattina al Sì. centro studi c'era Forza Nuova con gli studenti purtroppo che oggi aveva di mira le coppie omosessuali e la prossima volta avrà di mira qualcun altro. Ecco, io vorrei chiederti, è giusto sempre protestare contro qualsiasi ingiustizia, anche quando è percepita? Perché protestare poi non costa nulla, è anche un bel gesto. È giusto protestare nella stessa misura contro, diciamo, regimi come quello italiano, che poi gli omosessuali o comunque i diversi li prendono magari spesso a sberleffi, però almeno diciamo, non passano ai fatti, e protestare appunto con la stessa enfasi nei confronti di regimi come quello iraniano, che mi pare che passino spesso e volentieri ai fatti? Ti chiedo questa domanda. Certo, beh, è ovvio che Innocua. sono grato del fatto di essere nato e cresciuto in Italia. Probabilmente dal punto di vista del diritto sarei ancora più contento di essere in Spagna oggi come oggi. Sicuramente grato di non essere in Iran. Allo stesso tempo, però, sulle questioni dei diritti civili, le discriminazioni sono odiose anche per un pezzettino così e quindi per quello vanno combattute con la stessa enfasi e determinazione. Io infatti sono molto sensibile alle battaglie che combattono le forze che vicino a te, ma ritorniamo a questa visita, occasione contingente di questa discussione. Nell'ultimo minuto, a margine di Khatami, che ci dice Enrico Pizza? Un minuto eterno. Vicino lontano deve continuare e va sostenuta. Va però portata in una direzione, in un percorso che duri tutto l'anno. Le proteste, per esempio, della comunità musulmana che si è sentita esclusa da questo evento sono pesanti sull'organizzazione. Così come i contatti, per esempio, con Israele. Il dialogo vuol dire mettere in relazione tutti i soggetti, rispettare innanzitutto le persone, rispettare i soggetti e farli confrontare, farli sviscerare i punti su cui non si va d'accordo. Quindi c'è bisogno di approfondire e continuare, io credo, un vicino lontano un po' più appunto rispettoso delle varie Mm. identità e più approfondito. L'ultima domanda, chi ha detto più sciocchezze, io o tu? Nessuno dei due. Grazie.